Lezione numero 218. Il Signore verrà per darci la vita. Sua gelare e grazia. Signore perdonare e noi suo popolo lo ci il Signore verrà insieme lui via vere via la salvezza. Il Signore verrà a perdonarci. Nel nome del Spirito Santo, la Signore Spirito Sivo e i fratelli sono già arrivati al seconda di avvento. Avverrà il teme il raccogliere il mistero, la nascita del Signore in mezzo a noi, ha bisogno della sua visita, della sua salvezza, che è l'amore del Padre, e il Padre nostro ci soccorra e ci venga incontro donando Dio suo, che è principe della pace. Per celebrare degnamente questa Eucaristia, allora chiediamo al Padre, come sempre, di noi, Signore, mostraci, Signore, la tua via. Dio onnipotente, ricordia di noi, perdoni i nostri peccati e alla pietà. Pietà, amore, pietà. Preghiamo. O Dio Padre di ogni consolo, che all'umanità pellegrina del tempo hai nuovi cieli e terra nuova, parla oggi al cuore del tuo popolo, perché in purezza di fede e santità di vita possa camminare verso il giorno in cui ti manifesterai e vedrà la tua salvezza per il nostro tuo Figlio, che è
Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore, gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. È il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore dare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascoltaci Dio, il Signore, e gli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si bacieranno, la verità germoglierà dalla terra e la giustizia dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Cosa non dovete perdere di vista, carissimi, davanti al Signore un solo giorno è come 1000 anni, e 1000 anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli è animo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Il giorno del Signore è come un ladro, allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una nuova terra, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù, figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai piedi, mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: viene dopo di me colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per slegare i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma lui vi battezzerà in Spirito Santo. E parola del Signore. Miei fratelli, il Natale di questo grande mistero di fronte al Natale di Gesù. Per questa ragione oggi la liturgia ci invita alla conversione del cuore. Conversione del cuore. Questa conversione suppone un cambiamento. I nostri padri antichi, i padri della Chiesa, lo cambiamento di tutto quello che abbiamo dentro questa nostra testa, ma questo cambiamento suppone anche un cambiamento di vita che ci permetta di godere, sentite questa parola, di godere il Natale nella pienezza del suo dono. È un incontro con la voce che viene, una voce grida nel deserto: preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Con questo invito del profeta Isaia, che Giovanni fa proprio, tutta la Chiesa si mette in movimento verso colui che viene come Emanuele, come Dio in mezzo a noi, come Salvatore, nella potenza
dello Spirito Santo. La voce vigorosa di Giovanni si fa sentire nel deserto. Qui Giovanni ha trascorso la sua giovinezza e parte della sua vita nell'austerità e nella solitudine, intraprendere la grande missione che aveva ricevuto di precursore del Messia. Geograficamente si tratta del deserto di Giuda, che è, per chi conosce un pochino questo paese di Gesù, la parte meridionale della Palestina, fino alla città di Gerico e al Mare Morto. In questo stesso deserto si ritirerà Gesù in preparazione della sua vita pubblica e lì soffrirà le tentazioni del demonio. Il deserto riveste anche un significato spirituale, è il luogo della preghiera, è il luogo della grande solitudine, del silenzio, favorevole per incontrare Dio. Ora la predicazione di Giovanni ai margini del deserto è rivolta a tutto Israele perché si converta, perché riconosca Gesù, il Messia, mandato dal Padre e riceva in dono la vita nuova. Giovanni Battista è il precursore privilegiato di Dio, privilegiato del Messia. La sua missione profetica è contenuta in quell'invito solenne: preparate, preparate, e si concretizza naturalmente nel battesimo di penitenza che produce conversione e perdono dei peccati. Ma Giovanni riconosce la provvisorietà della sua missione. Lui sa che è tutto al servizio del Messia e con umiltà dichiara il suo servizio. Dopo di me, dice Giovanni, verrà uno più forte di me, di fronte al quale io non sono degno di chinarmi per slegare i legacci dei suoi sandali. Io battezzo con acqua, ma lui vi battezzerà in Spirito Santo. Ritroviamo in bocca a Giovanni un compendio stupendo della trascendenza della persona di Gesù e della grandezza della sua missione come Messia del Padre e come Salvatore del mondo. Gesù è più grande di Giovanni Battista perché lui porta con sé il dono dello Spirito. Lui è l'eterno Figlio del Padre, è Lui il nostro Salvatore, colui che ci porta il battesimo di fuoco e la vita nuova di Dio. Nella presente fase della storia del mondo, anche noi, come i primi cristiani, aspettiamo cieli nuovi e terre nuove, nei quali sarà stabile la giustizia, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura di Pietro, il quale diceva appunto: nell'attesa di questi eventi fate tutto il possibile perché Dio vi trovi preparati
in pace con i fratelli e senza macchia. Affinché tutto questo possa avvenire, dobbiamo seguire le indicazioni di Giovanni. E qual è l'indicazione di Giovanni? Accogliere il Signore Gesù. Lui è l'unico nostro Salvatore che il Padre ci ha donato e in Lui solo noi avremo salvezza. Per questo dobbiamo dargli tutta la nostra fiducia. Miei fratelli, l'avvento che stiamo celebrando e che ormai è verso la fine ci invita a questo rinnovamento della nostra fede, a rivedere un po'. Con questo tipo chiediamo al Padre che ci faccia dono dello Spirito di Gesù, lo Spirito di Gesù. Così ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, come il profeta Isaia ha annunciato e promesso solennemente per tutti noi. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da luce, Dio vero, da Dio vero, generato nella nostra salvezza, disceso dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Santa. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Al Signore fonte di gioia e consolazione per noi, suo popolo, esprimiamo la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, ministra della misericordia del Signore, possa manifestare sempre di più il volto paterno di Dio. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per coloro che vivono momenti di sofferenza e di angoscia, si aggrappino al Signore, invocando sempre per sé il bene autentico per la loro vita. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Per i catechisti e quanti operano nell'annuncio del Vangelo, preparino la via dell'amore e della conoscenza del Signore a quanti lo cercano con cuore sincero. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore.
per ciascuno di noi attenda il Natale del Signore non solo come una ricorrenza annuale, ma come occasione propizia di conversione al Vangelo. Preghiamo. Salva il tuo popolo, Signore. Signore, ci chiami ad essere collaboratori nella tua opera di salvezza. Accogli i nostri desideri, le nostre suppliche e rendici autentici testimoni del tuo Vangelo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevande di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Gesù, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Signore, alle preghiere e al sacrificio che umilmente ti presterreva a povertà dei nostri meriti, supplisca l'aiuto della tua misericordia per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, Eterno, per Cristo nostro Signore. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese, lo portò in grembo con ineffabili amori. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trova vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e arcangeli, insieme. Ave. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene
Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli. Disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi e tutti i consacrati. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come Gesù ci ha insegnato, con la confidenza che Lui vuole che usiamo con il Padre, insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
come hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 113. Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre, qui ci raduni insieme tu, qui ci raduni insieme. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo, qui ci perdoni e salvi tu, qui ci perdoni e salvi. Spirito forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, qui ci farai fratelli tu, qui ci farai fratelli. Croce che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli, a te va il nostro canto, a te va il nostro canto. Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti, a te ci consacriamo, a te ci consacriamo. Croce che rompe la notte, noi ti cerchiamo fedeli, a te volgiamo gli occhi, a te volgiamo gli occhi. Pane spezzato del credente, in te restiamo uniti, in te restiamo uniti.
Preghiamo. Saziati dal cibo spirituale, o Signore, a te innalziamo la nostra supplica per la partecipazione a questo sacramento. Insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra e a tenere fisso lo sguardo su quelli del cielo. Per Cristo nostro Signore. Un paio di avvisi. Alle porte della Chiesa alcuni volontari metteranno a disposizione le stelle di Natale per favorire e appoggiare l'Associazione Italiana contro la leucemia. Si avvicina il Natale del Signore e allora vorremmo che il sacramento della confessione un pochino abbandonato è lo strumento col quale ci avviciniamo maggiormente a Dio. Abbiamo tutti bisogno di perdono. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, misericordioso. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti buona domenica. Dal tuo celeste trono, ma volgi a noi, pietosa di sguardi tuoi, e a volta sol, o Madre dolce cara, a ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva, o Maria, chi t'ama.